Sarà sicuramente un fine settimana di passione e soprattutto pazienza, il prossimo per chi transita sotto il campanile di San Giacomo di Veglia. E le immagini registrate oggi descrivono perfettamente quanto sia trafficato ogni giorno questo tratto di statale Alemagna da e verso Vittorio Veneto. Dalle prime ore di venerdì 27 novembre a tutta domenica 29, strada chiusa e deviazioni in una laterale decisamente stretta per il numero di veicoli che anche nei festivi transitano verso soprattutto il Cansiglio e le montagne del Bellunese. Un cantiere aperto dal 2018, da quando, anche grazie ad una donazione, la parrocchia ha dato il via libera al ritorno delle campane sulla sommità dell'edificio, che torneranno a suonare dopo oltre 20 anni di silenzio dovuto alla dubbia staticità del campanile. Domani e domenica dunque i giorni più impegnativi per il cantiere, con l'innalzamento della nuova struttura finale che porterà il campanile di San Giacomo all'altezza massima di 20 metri. Per questo si è resa indispensabile la chiusura della statale, con il consiglio agli automobilisti di utilizzare per quanto possibile strade alternative.